Chimico di Marghera dopo l'acquisto da parte del comune senza garanzie sul suo futuro utilizzo. Protesta che contro la chiusura dello stabilimento del cracking. Il governo batta un colpo al grido d'aiuto dei circa 600 lavoratori di Superjet e di Leonardo, 2 aziende in crisi. Oggi l'assemblea congiunta a Tessera. Il Consiglio Comunale dà il via libera all'ampliamento di 13 alberghi in centro storico a Venezia. Le opposizioni votano contro. Il provvedimento passa con 19 favorevoli e 13 contrari. Si chiama gaming ed è la nuova emergenza sul fronte dipendenze segnalato dall'USL 4 Veneto Orientale, una dipendenza patologica dal gioco che colpisce molti minorenni. La caserma della Guardia di Finanza di Palazzo Civrana è stata intitolata al generale Enrico Palandri, vissuto il secolo scorso con 46 anni di servizio nelle Fiamme Gialle, anche a Venezia. In arrivo a Venezia nuove rampe per persone con disabilità, con una spesa di circa 800.000 euro, sono ora in fase di posizionamento davanti al bacino di San Marco. La Polizia Metropolitana Ittico-Venatoria ha rimesso in libertà un capriolo che qualche ora prima era stato avvistato in pieno centro a Porto Gruaro, a 2 passi dalla caserma dei Carabinieri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo con la rivolta al petrolchimico. I lavoratori occupano in presidio permanente lo storico capannone di Porto Marghera contro le scelte del comune e le troppe incertezze legate al futuro. I materassi matrimoniali poggiati in platea a testimonianza della prima notte di presidio appena trascorsa al capannone del petrolchimico di Porto Marghera. La protesta contro la chiusura dello stabilimento del cracking e contro la decisione del comune di aver acquistato il fabbricato da Eni per meno di 4.000 euro senza aver prima sottoscritto il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, dicono compatti operai e sindacati. Per protestare verso questa mentalità una mentalità del padrone che dice io acquisto, non discuto con nessuno perché ho già un'idea, ma è un'idea che molto probabilmente non coincide con l'idea dei lavoratori, del lavoro e dell'impegno sindacale. A dare totale solidarietà ai lavoratori e sindacati anche il segretario regionale del Partito Democratico, il veneziano Andrea Martella. Questione che sarà oggetto di interrogazione parlamentare presentata nei prossimi giorni in aula dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Questo non è un luogo della memoria solamente, un luogo del ricordo, un museo. Questo è un luogo vivo. Solo qualche giorno fa c'è stata un'assemblea importantissima sul futuro del cracking che Eni ha deciso in modo unilaterale di chiudere senza presentare un progetto concreto di alternativa per il futuro di Porto Marghera. Quindi io sono qui per solidarietà, per portare tutto il mio sostegno a questa iniziativa del sindacato e dei lavoratori e mi farò promotore di questa iniziativa in Parlamento per sensibilizzare tutti su questa questione. Presidio destinato a perdurare a lungo, annunciano i sindacati che hanno anche lanciato una petizione online. Noi vogliamo dargli una prospettiva, non vogliamo semplicemente dire che il sindacato deve restarci dentro, noi vogliamo che questo diventi la casa di tutti i lavoratori di Venezia, perché è uno spazio che appunto può continuare a vivere e per questo lo racconteremo nelle prossime settimane in cui saremo qui e speriamo che siano molti le cittadine e i cittadini, i giovani, gli studenti, avremo qui gli universitari nei prossimi giorni che vengano a raccontarci perché questo luogo deve restare un luogo della città aperto a tutti e non diventare un museo che rappresenta solo il passato. E sull'occupazione del capannone interviene l'assessore di Venezia Paola Mar che ha avuto mandato di definirne le modalità di utilizzo. È stata un'operazione di passaggio dal privato, Eni, al pubblico comune che investe 320.000 euro, almeno 320.000 euro per ridare dignità a una sede che aveva sicuramente problemi di sicurezza ed era insalubre. Per quanto riguarda l'utilizzo, ho fatto un emendamento di giunta in cui si dichiara con chiarezza che l'utilizzo, le modalità di utilizzo saranno concordate con le comunità di Porto Marghera, con le organizzazioni sindacali e di categoria. La replica dell'assessore al patrimonio del Comune di Venezia Paola Mar che rassicura sindacati e lavoratori sul percorso partecipativo con la comunità, aggiornando le commissioni consiliari, dice, puntualizzando altresì che promettere a priori l'utilizzo della struttura a un terzo risulti essere questione piuttosto difficile.
questa polemica è una polemica che forse si può comprendere da parte dei lavoratori, ma io credo fermamente che non sia possibile preliminarmente alla stipula di un atto garantire l'utilizzo a un terzo. Il futuro del capannone già tracciato dal suo passato, conclude infine Paola Mar. Chiaramente ci sono posizioni discordanti, ma il restauro di questo capannone avrà la possibilità per tutti di pensare e di vivere il passato, il presente e il futuro di Porto Marghera. Via libera del Consiglio Comunale alla delibera che autorizza la riqualificazione e l'ampliamento di 13 alberghi a Venezia. Nella seduta odierna, con 19 voti favorevoli e 13 contrari, la decisione è motivata da due ragioni: dare seguito alle richieste di riqualificazione delle strutture esistenti, anche considerata l'entità degli ampliamenti proposti, per migliorare la qualità delle strutture e dei servizi e sostenere in ogni modo le attività esistenti dopo la profonda crisi delle attività legate al turismo determinata dalla pandemia, e questo quanto si legge nel testo della delibera. Assemblea a Tessera dei lavoratori di Superjet e quelli di Leonardo. Sindacati e RSU hanno lanciato l'ennesimo grido d'aiuto al governo. Il governo batta un colpo. È il grido d'aiuto lanciato dai sindacati RSU che si sono riuniti in assemblea a Tessera con i lavoratori di Superjet e Leonardo, circa 600 operatori. I 144 di Superjet stanno pagando a spese proprie le sanzioni alla Russia e per le commesse di Leonardo è iniziato il conto alla rovescia. Nessuna certezza sulla produzione e all'assemblea è calato il silenzio. Il confronto ci consegna un futuro carico di preoccupazioni e incertezze, dicono i sindacati, che per motivi e tempistiche diverse non può lasciarci indifferenti. Quanto sta accadendo in Superjet è paradigmatico, continuano, delle distorsioni che stanno provocando le sanzioni contro la Russia, decise dalla comunità internazionale e dal governo italiano, ma che stanno compromettendo il futuro di molte famiglie. Nei velivoli il lavoro non manca, bisognerebbe adeguare gli spazi perché attualmente alcune attività vengono svolte in condizioni difficili sotto l'aspetto della salute e della sicurezza, continuano i sindacati. Il rischio è che i lavori vengano portati altrove, in altri siti. Leonardo batta un colpo e si faccia sentire. Questo silenzio assordante è inaccettabile. Non ci sono sviluppi sulle condizioni della neonata di 5 mesi di Chioggia ricoverata per emorragia cerebrale nel reparto di terapia intensiva di Padova. Le sue condizioni sono stazionarie. Nel frattempo continua l'indagine dei carabinieri che hanno interrogato la madre e i familiari per ricostruire cosa possa essere accaduto prima che la piccola arrivasse al pronto soccorso di Chioggia lo scorso sabato sera. Non aveva segni evidenti che potessero far pensare ad una caduta o ad un gesto di violenza, ma febbre, convulsioni e vomito. Tra le ipotesi, al vaglio dei carabinieri, anche quella che la piccola possa essere stata sottoposta allo scuotimento anche involontario, ma anche in un bambino così piccolo e delicato può portare a gravi conseguenze. Si chiama gaming, è la nuova emergenza sul fronte dipendenze segnalato dall'USL 4 Veneto Orientale, una dipendenza patologica dal gioco che colpisce anche molti minorenni. Il SARD di Portogruaro apre nuovi ambulatori in via Zappetti, a ridosso dell'ospedale, dedicati in particolare agli utenti più giovani che devono effettuare attività psicosociali. Le dipendenze comportamentali o da sostanze sono un fenomeno complesso e delicato che comprende diverse tipologie e soprattutto potenzialmente non risparmia nessuno. L'emergenza più recente è quella del gaming, che coinvolge veramente ragazzini molto giovani e anche infra 14 anni, per i quali insomma sarà bisogno di sviluppare un'attività più integrata con i colleghi dell'infantile. Se fino a ieri i fenomeni di ludopatia apparivano prerogativa degli adulti, l'arrivo e l'espandersi di una tecnologia diffusa e a portata di mano ha dimostrato come la dipendenza da videogiochi possa costituire un serio problema. In parte può essere indotto, nel senso di causato, diciamo, da un uso improprio delle nuove tecnologie. In parte è la forma attuale di espressione di situazioni di sofferenza, di disagio.
In questa sede opereranno con vari orari e turnazioni 3 psicologhe, 3 educatori professionali, 2 assistenti sociali e 2 psichiatri. Verranno inoltre svolte terapie di gruppo, attività con gruppi psicoeducativi e riunioni di equipe. Soprattutto con l'utenza giovane che ha magari un po' più di diffidenza nell'avvicinarsi ai servizi territoriali, nello specifico all'area delle dipendenze, il comfort, la logistica, la collocazione degli spazi hanno un ruolo importante. Sul fronte dipendenza, il numero complessivo dei pazienti trattati nel 2021 all'US4 sono stati 1200. Siamo alla politica con la corsa alle prossime elezioni amministrative. Allora andiamo a conoscere i candidati sindaco a Mira, continuiamo a conoscerli e tra le priorità di Enrico Carlotto il fiume Brenta e la Romea. Mi trovo sulle rive del Brenta per portare all'attenzione della Regione Veneto, Genio Civile, comunque Regione Veneto, un problema che dura da troppo tempo. Questo canale va scavato perché comincia a creare problemi alla navigazione, di conseguentemente problemi al turismo. Bisogna sistemare le rive, bisogna effettivamente scavare questo canale e sistemare gli approdi. Mira conta molto su questo tipo di turismo, però dobbiamo fare in modo che i turisti vengano accolti. Tra le priorità del candidato sindaco a Mira Enrico Carlotto, che si presenta con la lista civica Nova Mira, la questione del fiume Brenta, che evidenzia da troppo tempo non viene affrontata. Le compagnie di trasporti fluviali infatti sono in agitazione da tempo, non sanno più come fare per segnalare questo problema. Io mi farò capofila dei comuni della Riviera del Brenta, farò in modo di creare sinergie con gli altri sindaci di paesi interessati e fare finalmente raggiungere un risultato con la Regione Veneto e portare a termine questo problema che non finisce più. Ma quella del Brenta, oltre a volersi occupare in primis delle frazioni, non è l'unica questione che sta a cuore a Carlotto. C'è un altro tema importante che va risolto. La Romea è un altro problema annoso che dura da sempre, si parla di Romea commerciale da anni ormai. La Romea purtroppo è una strada vecchia con un traffico nuovo. È nata quando non c'era quasi bisogno, passava una macchina ogni mezz'ora, oggi il problema è diventata una delle strade più pericolose d'Italia. Questo si riscontra in tutti gli incidenti che il comune di Mira in sé ha 2 sbocchi importanti sulla Romea, l'incrocio di Giare e l'incrocio di Via Bastie, dove c'è l'Ando. Lì ci sono i progetti che l'ANAS porta avanti da 20 anni e da 20 anni il comune ha fatto sicuramente la sua parte facendo pressione affinché vengano sistemate queste cose, però ad oggi ancora non abbiamo notizie di interventi. E adesso ci spostiamo a Marcon per conoscere il candidato di centrosinistra, si chiama Marco Casoni e al centro delle sue proposte ci sono sanità e verde pubblico. Non mi è piaciuto il modo con cui negli ultimi 5 anni il comune è stato amministrato con scelte che sono state più o meno accettabili, ma sicuramente indirizzate a una parte della popolazione. È per portare un cambiamento e non ascoltare solo una parte della popolazione che Marco Casoni, 62 anni, imprenditore nel settore della moda, originario di Milano ma residente a Marcon dal 1994, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali. Vogliamo condividere innanzitutto, vogliamo condividere con la gente, vogliamo condividere le scelte e le decisioni. Amiamo l'idea di avere un comune in cui ci sia una buona qualità di vita, ma in cui ci sia meno cemento, in cui ci sia più ordine, in cui ci sia più valore per tutti, più valore quindi per le associazioni che sono state defraudate da una sede deputata a potersi incontrare, a poter vivere assieme. Consigliere comunale per i democratici di sinistra dal 1997 al 2002, Casoni è sostenuto da una coalizione di centro-sinistra con 2 liste a supporto. È appassionato di sport e di motociclismo, tra i suoi cavalli di battaglia anche la sanità. Cercheremo di rivitalizzare le periferie, in questo modo siamo sicuri che potremo sviluppare in maniera migliore i trasporti. Se pensiamo bene, Marconi in questo momento non ha ancora un mezzo di trasporto che ci permetta di raggiungere l'ospedale. Parlo di ospedali, mi viene in mente la sanità. Sulla sanità c'è tante cose da fare, sono stati tagliati dei servizi, nessuno ha detto niente e ci sono gli ultimi in particolar modo che non sanno come fare per poter avere diritto all'accesso alla sanità, per noi valore fondante e importante. Pensiamo all'ambiente ma pensiamo anche al verde, auspichiamo un comune dove ci siano
più parchi e soprattutto siano parchi fruibili e sicuramente, la cosa ancora più importante, ben tenuti. La caserma della Guardia di Finanza di Palazzo Civrano è stata intitolata al generale Enrico Palandri, vissuto il secolo scorso con 46 anni di servizio nelle Fiamme Gialle, anche a Venezia. L'intitolazione di una caserma è una grande festa per la Guardia di Finanza, perché significa ricordare i nostri avi, i nostri progenitori in Fiamme Gialle nei luoghi dove loro prima di noi hanno prestato servizio. Palazzo Civran oggi si affaccia sul Canal Grande, incorniciato da 2 drappi coi colori della Guardia di Finanza. A pochi passi dal ponte di Rialto, la caserma sede del primo gruppo e del centro addestramento di Venezia viene intitolata al generale Enrico Palandri, classe 1896, entrato nel corpo giovanissimo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e congedato nel 60 dopo 46 anni di servizio anche a Venezia. Un ufficiale che ha attraversato la storia del Novecento, ha combattuto in entrambe le guerre mondiali, è stato in Albania, è stato all'estero, ha avuto 3 medaglie al valor militare e ha raggiunto la carica di comandante in seconda, che all'epoca era, diciamo, il massimo livello per un ufficiale del corpo. A scoprire nell'atrio di Palazzo Civran la targa che intitola la caserma al nonno e la nipote Giovanna. È un uomo che le guerre le ha fatte tutte, ha amato la Guardia di Finanza, il suo lavoro e i suoi uomini come la sua stessa vita, e fino alla fine è stato immerso nella Guardia di Finanza. La targa ricorda come l'11 marzo 1921 Palandri fece arrestare un pericoloso contrabbandiere, nonostante questi fosse armato di fucile e tridente e lo avesse ferito in più punti. Avendo ottenuto nella carriera sia riconoscimenti in tempo di guerra che in tempo di pace, è la migliore sintesi di quello che fa la Guardia di Finanza, che nasce come guardia di confine, che vigila il confine dello Stato, vigila gli interessi economici e lo fa in pace e in guerra, e speriamo soprattutto in pace. In arrivo a Venezia 5 nuove rampe per persone con disabilità davanti al bacino di San Marco. In arrivo a Venezia nuove rampe per persone con disabilità. Con una spesa di circa 800.000 euro sono state approvate e sono ora in fase di posizionamento a cura di una ditta di San Donà di Piave. Le nuove rampe per l'accesso agevolato posizionate ai 5 ponti della riva degli Schiavoni. Costituite da pannelli modulari accoppiati e numerati, sono di più facile smontaggio e stoccaggio. La pendenza della salita è rimasta intorno all'8%, ma su alcuni ponti è stato necessario per ottenerla posare una passerella più lunga. Intervento atteso da anni e rinviato prima dalla pandemia, poi anche a causa della difficoltà di reperire le materie prime, che ora finalmente si sta portando a completamento dopo lo smontaggio completo delle rampe che c'erano prima e che erano state giudicate inidonee. La Polizia Metropolitana Ittico-Venatoria nel pomeriggio ha rimesso in libertà un capriolo che qualche ora prima era stato avvistato in pieno centro Portogruaro, a 2 passi dalla caserma dei Carabinieri. Non è la prima volta che accade a Portogruaro, spesso le pattuglie trovano le carcasse degli animali dopo che sono stati investiti da qualche auto. In questo caso il capriolo è stato avvicinato e immobilizzato seguendo tutte le attenzioni del caso, dopodiché è stato liberato, lo vedete, nell'oasi naturalistica di Valle Vecchia a Caorle. Il proliferare di animali di media taglia come caprioli, cervi, cinghiali ha indotto la città metropolitana a installare sulle strade provinciali di sua competenza una cartellonistica specifica che indica la possibile presenza di animali selvatici vaganti e a informare anche gli altri enti che gestiscono le strade. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Un lieve cedimento della struttura anticiclonica favorirà l'arrivo di qualche temporale nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 14 maggio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Al mattino precipitazioni piuttosto diffuse. Di pomeriggio piogge in esaurimento in pianura, ancora qualche acquazzone invece in montagna.
Temperature gradevoli, minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, sulla zona montana però probabili rovesci nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 16-18 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino annuvolamenti con precipitazioni diffuse, come vediamo, ma in esaurimento al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile.